Bentrovati a tutti voi, cari amici amanti della musica classica. L'invito a Teatro in Casa in questa occasione è presso il Teatro Comunale di Treviso, il Teatro Mario del Monaco, uno dei 29 teatri di tradizione d'Italia. Siamo stati onorati dell'invito di far parte del cartellone sinfonico 2019-2020, purtroppo interrotto poi per il coronavirus. Questa puntata è dedicata a Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario dalla sua nascita. Siamo immersi in una situazione per la quale un così magnifico concerto pare sia già un lontano ricordo, ed invece, come appena detto, è solo del 22 gennaio 2020. Beethoven, ovvero della tenace passione delle ambizioni ideali, un'invenzione sempre tesa al massimo dell'energia e del significato, in continua rivoluzione ed evoluzione. Infatti Beethoven scrive: nell'anima come nel mondo fisico agiscono due forze, entrambe egualmente grandi, egualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale, la forza di attrazione e quella di repulsione. E infatti Beethoven, in maniera geniale, riesce a tradurre musicalmente proprio questo principio della filosofia kantiana. La sua tenace passione per le ambizioni ideali, il rivoluzionario Beethoven le sintetizza nelle sue lettere e diari di conversazione, ove scrive: la mia arte dovrà essere eseguita soltanto al servizio dei poveri. Fantastico. E il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37 nei tempi allegro con brio, largo, rondò, allegro, composto nel 1800, segna forse il fondamentale che guiderà il nuovo modo di comporre di Beethoven, quello appunto appena citato dei principi opposti, caratterizzato da un continuo alternarsi di contrasti drammatici, più che probabilmente appunto ispirati da Kant nei principi esposti, nei fondamenti metafisici della scienza e della natura, dove il filosofo parla della forza di attrazione e repulsione come originario impulso della materia. Solo per dare un cenno del rivoluzionario Beethoven. Buon ascolto del concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, opera 37, al pianoforte un'ispiratissima Anna Barutti, eccelsa docente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, immensa concertista e grande appassionata interprete di Ludwig van Beethoven. A seguire l'almeno altrettanto celeberrima Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. A dirigere un giovane eccelso talento che risponde al nome di Massimo Raccanelli. Grande talento anche del violoncello, non servono altre parole, basta la sua magnifica direzione per rendersi conto del suo immenso valore professionale. Buon ascolto.
Beethoven e la quarta dell'opera 126.
Avevamo promesso un capolavoro e un capolavoro è stato, permettetemi di dirlo, ma penso concordiate. Eccelso talento Massimo Raccanelli, ma eccelsa la professoressa Anna Barutti al pianoforte. Si sente proprio la sua passione, la sua dedizione al grande Ludwig van Beethoven. Grazie per averci aiutato a tenere accesa la luce della cultura. Cercate di fare acquisti nei nostri negozi, cercate di portarvi al ristorante per quanto possibile, nelle nostre trattorie, nei nostri ristoranti, nei nostri agriturismi. Cerchiamo di farcela, ma ce la faremo, questo non c'è dubbio, perché noi siamo gente che ha solo voglia e bisogno di lavorare. Siate vicini al mondo della cultura, che in questo senso ha forse più bisogno di tutti. Appunto, la cultura deve essere una luce che noi tutti insieme manteniamo accesa. Grazie e alla prossima.